Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei tipi strani perché oggi abbiamo da intervistare un tipo veramente strano. Pensate bene, è di Marsala ed è un tipo così strano che dà i numeri sul serio. Ma andiamo a vedere in che senso dà i numeri. Siamo a Marsala, esattamente in Via Verdi, vicino alla redazione di Stranamuri Siciliano. Ma venite con me, dai. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ascolta, tu mi conosci? Sì. Mi conosci benissimo. Ascolta, mi hanno detto delle cose strane su di te, mi hanno detto che tu dai i numeri. No che do i numeri che sono pazzo. Do i numeri nel senso che ho una percezione molto forte. Cioè praticamente tu dai i numeri del lotto. Sì, io do una... Fai vincere le persone praticamente. La mia fortuna è questa, di fare vincere gli altri, non io. Ci vuoi spiegare com'è che questa percezione Quando io mi sono la notte percepisco delle sensazioni fortissime e mi vengono dei numeri che dicono devi giocare il 10 oppure devi giocare il 9, però non devi giocarlo io, devo dare agli altri la fortuna. Esatto, perché se li giochi tu non prendi. No, non prendo. Io li gioco una volta, poi mi escono la seconda o la terza volta se li gioco io. Invece se li giocano gli altri e glieli do precisi al primo colpo. Sempre così è stato. E tu praticamente ci sono stati dei casi qui a Marsala che hai fatto vincere delle persone? Moltissime. Tipo? Elencami qualcuno. Il bidello di scuola via San Giovanni Bosco, di Gino di Mazzara, che un giorno è venuto qua poverino piangendo. Disse Giovanni, dice, mi sono giocati tutti i soldi del ragazzo che aveva il figlio che era invalido, poverino. E un amico me l'ha presentato, ci Gino, io non ti prometto niente al primo colpo, massimo in un mese io ti faccio prendere il terno secco a Palermo. Al primo colpo gli ho dato 2 numeri telefonando che ero in macchina con mia moglie, gli ho dato 2 numeri a Palermo, gli ho dato 23,57 e ha preso 400 euro e lui mi ha fatto il regalino, è venuto. Poi la settimana dopo pure lo stesso, e è cominciato così, che poi è venuto un altro amico, poi è venuto un altro amico, poi è venuto un altro, fino a tuttora anche ho fatto prendere anche a mia cugina, manco 10 giorni fa gli ho dato il terno secco. Tutto questo gratuitamente? Tutto questo. Poi naturalmente se vincono ti fanno un regaluccio, però tu per dare i numeri li dai gratis, giusto? Certo, io per questo non lo faccio per speculazione, anzi mi piace quando le persone sono in difficoltà e alle volte dicono non posso pagare l'assicurazione, Giovanni mi dai 2 numeri, Giovanni mi fai prendere. E ho fatto prendere moltissime persone. Incredibile. La settimana scorsa, sabato, sono andato da Antonio Semerario via Salemi, 2 ragazzi mi dicono Giovanni mi devi dare i 2 numeri, ci sono a disposizione e gli do il terno secco a Bari, 25, 29 e 77, hanno preso 24.000 euro. Addirittura. Un paio di mesi fa ho dato pure una quaderna, un amico mio è passato di qua, gli ho detto di giocare 18, 19, 20 e 21 per tutte le ruote ed è uscita la quaderna, hanno preso 24.000 euro. Tu sei di Marsala? Sì. Ti chiami Giovanni? Solo che io non ho vissuto sempre a Marsala, io sono stato qua fino a 14 anni, poi me ne sono andato a Torino, mi sono messo a vendere macchine all'Opel in Corso Giulio Cesare e poi all'età di 25 anni, siccome mio cognato è appuntato di carabinieri a San Vito Lo Capo, me ne sono venuto qui a Marsala. E adesso stai qui? Ho conosciuto una ragazza, e infatti per questo ho lasciato il posto a Torino, ho conosciuto una ragazza che ora fa la parrucchiera a Trapani. Cioè, con gli occhi azzurri, meravigliosa. Tua moglie? No. La tua fidanzata? No, era la mia ex. È stata la tua ex praticamente. Infatti, per carità dei bisticci che abbiamo avuto nella famiglia, si sono messe le persone cattive intorno e vi siete lasciati? E ci siamo lasciati. Quindi tu attualmente sei single? No, sono sposato. Sposato con figli? Ringrazio a Dio, ho sposato già 3 figlie, per questo, siccome le persone che mi conoscono con il lavoro che faccio, non sanno. Tu praticamente fai il parcheggiatore qui in Via Verdi, adesso, giusto? Infatti mi sono messo a fare il parcheggiatore e basta, perché prima avevo una barca insieme con mio cognato, non siamo potuti andare d'accordo e... Quindi un ex pescatore sei? Veramente il mio è carrozziere, il mio mestiere. Carrozziere? Sì. Io quando sono nato, che avevo 9 anni, mi sono messo a fare il carrozziere e poi sono partito a Torino a fare il carrozziere. Sono entrato all'Opel in Corso Giulio Cesare come carrozziere e poi mi sono messo sopra a vendere le macchine. Teoricamente tu fai un'opera di bene adesso. Anche quello, sempre quello, ho avuto sfortuna e percezione delle cose, perché un mio cugino lì a Torino, scrivo la schedina, avevo il 13 e lui mi cambia la schedina. Addirittura? Te lo giuro, mi ha cambiato la schedina. Ora anche tuttora pure qua a Marsala, un giorno ci sta mia moglie, sai che ti dico? Dice come facciamo sabato, non possiamo fare la spesa, un paio di 6-7 anni fa.
Disse non ti preoccupare, gioco 2 numeri, prendiamo i soldi e andiamo a fare la spesa. Dice ma che dici? Ma che sei il signore tu dici che indovina? Tranquilla, sabato facciamo la spesa. Giochi i numeri che si giocava solo il sabato e gioco questi 2 numeri. Paff! E hai preso? A luna che uscivano tanto a luna, sono uscite, mia moglie ho vinto 120.000 lire, andiamo a fare la spesa. Io avevo scritto una schedina, siccome ero da mia cognata, la schedina che l'ho scritta, me l'ho posata sopra il frigo, se so il donnaio non la posso giocare. Mia cognata dice, vabbè non la giocare, non fa niente, dice, lasciala lì. Siamo andati a Marsala a fare la spesa, girando mia moglie ci dice, dovevo giocare la schedina, dice ma giocala, prendo 2 colonne e la giochi. Ho scritto un'altra schedina e ho cambiato i 2 risultati, gli ultimi 2. Invece di 1 X ho fatto 1, 2, ho cambiato i risultati. Quando la domenica mi ha invitato mia cognata, abbiamo mangiato a casa sua. Ci disse guarda qua, ho cambiato la schedina, l'altra dice sopra il frigo. Se vuoi dire che è 13 quella lì? No, dice ma tu sempre 13 c'hai. Prende la schedina e se la mette in tasca, dice eppure voglio vedere se fai 13. È uscita. Solo che non ha preso perché non l'ha giocato. No, 108 milioni ho perso, infatti uno diceva l'ho preso. Peccato. 108 milioni. Va bene Giovanni, e che posso dire? Posso farti i miei complimenti perché questa è una bella stranezza, per cui posso annunciare in televisione per le persone che avessero bisogno di contattarti, vengono qui in Piazza Verdi. A disposizione. E tu naturalmente farai la tua percezione e darai i numeri, no? Tuttora qualcuno che è venuto, gli ho dato il numero, gli ho detto giocate questo, pure un ragazzo, quando ho fatto prendere a Gino, uno che si doveva sposare, infatti io ero al Delfino, facevo il parcheggio al Delfino, mi disse Giovanni me la dare i numeri, io metto sempre 200 euro, quando c'era l'otto a Palermo metto 200, 300, 500 euro, non posso prendere, se senti oggi è mercoledì, se mercoledì non esce l'otto lo puoi giocare 1, 8 e 31, se lo puoi giocare pure per 10 volte, e lui cosa ha combinato? Cosa ha combinato? L'otto ci ha messo 1000 euro. E il terno ha fatto per 3 volte, ha preso da Antonio Semeraro 45.000 euro. Addirittura. Mi ha regalato una torta che era grossa così dal Delfino, dice Giovanni, dice tutto quello. Comunque se io prenderei 45.000 euro non è che ti regalerei solo la torta, cioè qualcosa di più. Ecco, infatti io ho mirato che lui mi ha dato la torta, però non si è comportato molto direttamente. Certo, perché grazie a te ha vinto 45.000 euro. Infatti se tu prendi quei soldi, è giusto, non puoi all'indomani dire agli amici no, così io i numeri li avevo, ma che avevi? Se tu giocavi l'otto ambata. Certo. E poi io ti ho dato tutte e 3, come Frazzino anche ha preso 12.000 euro, consigliere comunale, è venuto qua e gli ha detto, riscontri ce n'hai, per cui parecchie dai i numeri, però almeno dai i numeri buoni. Si formano da Antonio Semeraro. Io un giorno sono entrato dentro da Antonio Semeraro, gli ho detto Antonio, a Bari esce il primo numero 37 e 51. Antonio dice ma che dici, può essere mai tu indovinare tutti e 2 i numeri? Ho fatto 14 ambi, è uscito 37 e 51. E per il socio mio che ha giocato uno con me, gli ho detto mettiamoci la settantina, 71, 70. No, dice dobbiamo mettere 61, 60. È uscito 71 e 72, abbiamo 14 quaderni abbiamo perso. Perciò si vede che c'è qualcosa che non va, perché io la fortuna ce l'ho, i numeri li indovino, però c'è sempre che svirgola. Esatto. Anche l'altro ieri gli ho dato 29 e 59, giocatelo anche per tutte le ruote, e 9. L'hanno giocato? Non lo so se i ragazzi l'hanno giocato, infatti ho dato 43, 48, 43, 47 ragazzi amici qua di Gabibbo a Palermo ed è uscito. E io l'ho giocato per tutte le ruote. Ok Giovanni, amici telespettatori, abbiamo conosciuto Giovanni, come avete visto, è un tipo davvero strano che questa volta praticamente ha fatto bene conoscerlo, perché per quelli di voi che avessero bisogno di Giovanni e delle sue percezioni possono venire a trovarlo qui in Piazza Verdi, vicino alla redazione di Strani Amori Siciliani. Anche le persone in difficoltà, che alle volte c'è qualcuno che cammina anche senza assicurazione, come un'altra persona l'altro ieri. Quando è stata la settimana scorsa, no? La settimana scorsa è venuta qua, gli hanno ritirato la macchina, infatti dice me le dai 3 numeri, e ho fatto prendere l'ambo perché è uscito 43, 48 a Palermo. E hanno preso? E ha preso, poverina, magari va a ritirare la macchina, a me mi fa piacere così che aiutano molte persone. Anche come mia cugina che ha preso il terno, un'altra persona che ha copiato i numeri da mia cugina me l'ha negato e non è giusto questo. Certo. Se tu prendi e io ti do i numeri, a mia cugina gli do i numeri e ha fatto il terno preciso a Milano, ti do tutti e 3 numeri escono e tu li copi su di lei, come fai a dire no, non ho giocato, non ho preso? E malvagità delle persone, io infatti sono sincero con le persone, se dico gioca questi,
Anche un altro caso, un signore di Sappuse che è venuto, signore, e ci fa sua moglie, dice ma non mi sta mangiando tutta pensione, dice no Giovanni, dice stai tranquillo che ti fa prendere. Io ho dato 22, 26, 52 a Firenze e ha preso l'ambo a primo colpo. Bravissimo. Va bene, ripeto amici telespettatori, se avete bisogno Giovanni è qui in Piazza Verdi che vi aspetta per darvi i numeri, ok? Dalla rubrica dei tipi strani Alberto vi saluta e vi saluta anche Giovanni da Via. ciao amici. Oh yeah!